Buonasera, ai titoli con le principali notizie. Strage di Altavilla, non è in grado di intendere e di volere Giovanni Barreca, che ha torturato e ucciso la moglie e 2 dei 3 figli durante un esorcismo. L'uomo lascerà il carcere per andare in una comunità. A Catania abusa sessualmente della figlia minorenne della sua convivente e costringe la donna ad assistere alle violenze. Arrestato 40enne di Biancavilla. Termini Imerese, a bordo del suo escavatore, muore schiacciato da un traliccio. Si continua a morire di lavoro. A Messina 3 medici indagati per le morti sospette al Papardo, il reparto di cardiochirurgia al vaglio della magistratura. A Sicilia 24 la testimonianza di una famiglia monoreddito con 3 figli che fa fatica ad arrivare a fine mese. A Catania l'amministrazione predispone un piano di circolazione straordinaria per i giorni della commemorazione dei defunti nella zona del cimitero. Calcio, rabbia e delusione in casa Catania, la sconfitta interna contro il Latina, la prima stagionale al Massimino rischia di lasciare il segno. Giovedì la trasferta a Torre del Greco. Eccoci, buonasera. Lo sentivate dai titoli, non è in grado di intendere e di volere il muratore di Altavilla che un anno fa ha torturato e ucciso la moglie e 2 dei 3 figli nel corso di un drammatico esorcismo. Per questo Giovanni Barreca lascia il carcere per essere trasferito in una comunità. Sentiamo Manlio Viola. Lascia il carcere Giovanni Barreca, il muratore sotto processo per aver ucciso la moglie e 2 dei 3 figli durante un drammatico esorcismo terminato in atroci torture fino alla morte ad Altavilla Milicia. Nonostante la gravità delle accuse, l'uomo non attenderà in carcere il processo, ma non sarà neanche libero. È stato infatti dichiarato incapace di intendere e di volere dai consulenti nominati dalla Procura di Termini Imerese, che hanno confermato la perizia difensiva. Barreca, un anno fa, insieme alla figlia 17enne reo confessa e attualmente sotto processo davanti al Tribunale dei minori e con l'aiuto di una coppia di amici predicatori avrebbe torturato e ucciso durante il folle rito di esorcismo la moglie e i figli di 16 e 5 anni. L'uomo, difeso dall'avvocato Giancarlo Barracato, si trovava in carcere ma verrà trasferito in una residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza, una struttura sanitaria che ospita persone affette da patologie psichiatriche. In attesa di individuare la comunità REMS, Barreca verrà ospitato in un centro di transito ritenuto idoneo. Il prossimo 7 novembre invece il giudice del Tribunale per i minorenni nominerà un perito per valutare la capacità di intendere e di volere della figlia di Barreca superstite, che ha ammesso tutto davanti al Tribunale dei minori. La coppia di amici predicatori Sabrina Fina e Massimo Carandente invece si è sempre professata innocente. I 2 coniugi hanno sempre sostenuto di essersi recati nella casa della strage soltanto per pregare. Come ricostruito dalle indagini, le vittime furono torturate, colpite con padelle e attrezzi da giardino e da camino e il corpo della madre venne bruciato dopo la morte. Adesso a Biancavilla, nel catanese, è arrestato un 40enne accusato di abusi sessuali su una ragazzina non ancora 14enne, figlia della sua convivente. La donna era anche costretta ad assistere alle violenze. Simona Mazzona. Violenza, minacce e abusi, un orrore infinito culminato nello stupro della figlia piccola della sua convivente, obbligando la donna ad assistere. È l'accusa contestata dalla Procura di Catania a un 40enne arrestato a Biancavilla dalla polizia per violenza sessuale aggravata ai danni di una ragazzina non ancora 14enne e per maltrattamenti ai danni sia della piccola che di altri suoi familiari, la mamma e 2 fratelli anche loro minorenni. Le indagini sono state avviate dopo la segnalazione di presunti abusi sessuali sulla bambina denunciate dalla responsabile di un istituto religioso. La squadra mobile ha ascoltato l'operatrice della struttura che aveva assistito a confidenze raccontate a un ospite della comunità. Le dichiarazioni hanno trovato riscontro anche grazie ad altre testimonianze. Il 40enne, per obbligare la bambina ad assecondare le sue richieste a sfondo sessuale, la minacciava e la picchiava, oppure la lusingava con regali tolti in caso di un rifiuto. Maltrattamenti subiti da tutti i componenti del nucleo familiare, costretti a sopportare un atteggiamento prevaricatore e umiliante anche in presenza degli altri 2 figli minorenni della convivente dell'uomo, costretta a dormire per terra e ad assistere passivamente agli abusi sessuali sulla figlia. Acquisiti durante le indagini anche messaggi audio inviati dal 40enne con minacce di imminenti e gravi ritorsioni all'incolumità fisica dei suoi interlocutori.
Ancora un incidente sul lavoro, la tragedia questa volta a Termini Imerese, muore un operaio sotto un traliccio. Marco Gullà. Era alla guida di un mini escavatore mentre stava eseguendo dei lavori di bonifica in un terreno nella zona di Termini Imerese quando è crollato un traliccio che lo ha travolto. È morto così Nicasio Moncada di 44 anni di Sciara, un'altra tragedia sul lavoro. Il traliccio sarebbe finito sulla cabina, l'impatto violentissimo non gli ha lasciato scampo. Appena saputo della tragica ed ennesima notizia di un altro infortunio mortale sul lavoro ci siamo immediatamente recati sul posto, dove immediatamente abbiamo visto quanto accaduto e ovviamente le prime cose che ci vengono in mente forse sono le parole del Presidente della Repubblica, che appunto dichiara che non ci sono più parole rispetto a quello che sta accadendo nel nostro territorio e nel nostro paese. Da nord a sud il quadro degli infortuni mortali sul lavoro è desolante. Secondo i dati INAIL in Sicilia sono stati 54 nei primi 8 mesi dell'anno, con un aumento del 22% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Oggi il nuovo incidente che aggiorna questi dati. Quindi un'ennesima tragedia alla quale noi gridiamo con forza, veramente vendetta, perché queste cose non possono accadere e soprattutto non può non esserci un controllo a monte nel momento in cui si apre un cantiere o comunque si realizzano dei lavori anche in autonomia. E di un morto e un ferito grave il bilancio di un incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio lungo la strada provinciale 18 in territorio di Valderice. 2 gli automezzi coinvolti, l'impatto frontale è stato violentissimo. I 2 conducenti infatti sono stati estratti dalle lamiere dai vigili del fuoco intervenuti assieme ai soccorritori del 118 che hanno trasportato le 2 persone nell'ospedale Sant'Antonio Abate di Trapani. E adesso ci occupiamo del caso delle morti sospette nell'ospedale Papardo di cardiochirurgia. Siamo a Messina, sarebbero 3 i medici indagati dalla procura che ha aperto un'inchiesta. Francesco Triolo. Il caso delle morti sospette nel reparto di cardiochirurgia dell'ospedale Papardo è uno dei fascicoli più caldi sulle scrivanie di Palazzo Piacentini. Il numero nelle ultime settimane è salito a 6. L'ultimo in ordine di tempo quello della 60enne Donatella Canfora di Capodorlando. I familiari hanno presentato un esposto chiedendo il sequestro della cartella clinica con l'acquisizione di tutta la documentazione sanitaria, sin dall'accesso della donna in ospedale tramite 118, dell'intervento cardiochirurgico e del successivo decorso post-operatorio. La 60enne era stata operata il 24 settembre per l'esecuzione di un bypass aortocoronarico, ma dopo qualche giorno è morta per cause che adesso i familiari chiedono che vengano approfondite anche in considerazione degli altri decessi. La procura oggi potrebbe decidere se fare eseguire un'autopsia sul corpo della donna per avere ulteriori elementi. I magistrati Anna Maria Arena e Alice Parialò, che seguono l'indagine coordinata dal procuratore aggiunto Vito Di Giorgio, hanno iscritto nel registro degli indagati 3 medici che avevano in cura i pazienti. Si lavora su 2 ipotesi, quella della possibile presenza di batteri e la fragilità dei soggetti coinvolti, e nel frattempo si cerca di approfondire anche il tema delle valvole utilizzate negli interventi chirurgici. Intanto il deputato 5 Stelle Antonio De Luca ha chiesto all'assessore regionale alla salute Giovanna Volo l'invio di ispettori e la convocazione di una audizione urgente dei vertici dell'azienda ospedaliera in Commissione Sanità. È importantissimo fare chiarezza sia a tutela della cittadinanza sia a tutela degli operatori sanitari, anche perché verificare il rispetto di tutte le condizioni di sicurezza del reparto servono anche a tranquillizzare e a garantire il buon nome della struttura. L'Istat certifica che sempre più famiglie rinunciano a avere figli e chi invece ha un nucleo familiare numeroso come fa ad affrontare la quotidianità, e spesso non è sempre facile. Mantenere un figlio equivale a 1/4 della spesa media mensile di una famiglia. Sentiamo Marco Gullà.
Mantenere un figlio equivale ad un quarto della spesa media mensile di una famiglia e in un paese che si spopola e in cui sempre più coppie decidono di non avere figli, chi invece li ha deve fronteggiare la quotidianità. Istruzione, alimenti, sport, abbigliamento, tutte spese che incidono e non poco sul bilancio di una famiglia. Abbiamo incontrato Marianna e Francesco, 3 figli, famiglia monoreddito, una vita in salita. Dobbiamo avere una base di 30 euro al giorno da spendere, da 40, quando si spende di più andiamo a pensare che domani dobbiamo risparmiare qualcosa per arrivare alla fine dello stipendio, che ormai non si ci arriva più, si rimane sempre l'ultima settimana senza soldi. Se da un lato le famiglie hanno una media di un solo figlio, chi invece è nucleo familiare numeroso ha difficoltà notevoli nel gestire le spese quotidiane. Sono 3, quindi quando sono più grandi le pretendono di più, i ragazzi studiano, quindi devono scendere, se deve comprare la merenda ed il tram, quindi il biglietto senza soldi non li può lasciare, i libri, già quando lei paga un mutuo per lo Stato già siamo ricchi, quindi anche l'esenzione viene aumentata. Rinunce e sacrifici. Prima magari ci rischiavamo ci permettevamo di spendere qualche soldo per noi, ora magari evitiamo perché ci sono i figli, la domenica invece di uscire e andare a spendere qualcosina si ci riposa. Brutto appunto non fare più figli, è una cosa brutta. Secondo me qui lo Stato dovrebbe aiutarci, ma aiutarci sul vero senso della parola. A Catania quasi un utente su 2 non paga la tassa sui rifiuti. Evasione record infatti che incide proprio sul costo della Tari. Tonino De Mana. Io pago 1.800 euro all'anno, più mi devo sopportare tutta questa spazzatura qua, questa la pago anche io. Aldo, ristoratore, è sconfortato e come tanti catanesi indignato di pagare a peso d'oro la Tari. Altri invece non pagano la tassa sui rifiuti perché insoddisfatti del servizio o perché fanno parte di una fetta di popolazione che non ha ricevuto avvisi di pagamento o, ancor peggio, occupa abusivamente le case. Numeri alla mano, quasi un catanese su 2 non paga la Tari e l'evasione record incide pesantemente sul bilancio di Palazzo degli Elefanti. La percentuale di gente che non paga è altissima. Se pagassimo tutti avremmo la possibilità di pagare molto di meno. Tenete conto che però la percentuale che non viene pagata è una percentuale che poi deve sostenere il comune. Costo della raccolta, conferimento dei rifiuti incide per circa 107 milioni di euro. Di questi 107 milioni di euro noi per competenza di anno riusciamo a riscuotere intorno ai 60 milioni. Pagare tutti, pagare meno, ma l'unica soluzione è differenziare il più possibile. Se ognuno dei cittadini facesse la differenziata in modo corretto e la percentuale dal 35 quella attuale potesse raggiungere il 40, 45, 50%, che non è un grande traguardo ma uno straordinario risultato per Catania, questo ci consentirebbe di poter abbassare la Tari per tutti. La prossima scadenza Tari è fissata al 10 dicembre. Chi non ha ricevuto avvisi può recarsi all'ufficio tributi con sede a Palazzo dei Chierici. L'amministrazione comunale di Catania ha predisposto un piano di circolazione straordinario per i giorni della commemorazione dei defunti nella zona del cimitero. Orazio Longo. 1, 2, 3 novembre traffico veicolare interdetto nella zona che insiste su via Aquicella a Catania. In particolare non si potrà transitare nel viale della Regione, nel tratto da via Calliope a via Aquicella, nella stessa via Aquicella primo varco nord. Il divieto vale per tutti i veicoli eccetto i taxi. Lo ha stabilito l'amministrazione comunale predisponendo un piano di circolazione straordinario per meglio regolamentare gli accessi al cimitero in occasione della commemorazione dei defunti. Disposta anche la sospensione di tutti i permessi per l'ingresso nella relativa area pedonale. Quelli per i veicoli destinati al trasporto degli invalidi e di persone non in grado di deambulare saranno consentiti dalle 14 all'orario di chiusura con apposite modalità. 4 autovetture del comune saranno a disposizione per accompagnare i disabili. La MTS potenzierà invece i bus navetta interni e le frequenze delle linee dirette con l'aggiunta di altre con percorsi speciali. Il cimitero rimarrà aperto dalle 7 alle 17, le confraternite invece venerdì e sabato dalle 8 alle 17 e domenica dalle 8 alle 12. Infine, gli ingressi dei mezzi destinati ai trasporti
trasporti funebri con ingresso da via Aquicella in uscita da via del Divino Amore saranno consentiti esclusivamente sabato 2 novembre dalle 16:30. Tutta la zona verrà presidiata da operatori della polizia locale col supporto di personale comunale, volontari della protezione civile e operatori del 118 per eventuali emergenze. Il cimitero monumentale nelle scorse settimane è stato oggetto di lavori di sistemazione con il ripristino del sistema idraulico delle fontanelle, degli impianti elettrici, delle lampade votive nei loculi, di potatura e sistemazione del verde e ripulitura dei vialetti. Legambiente pubblica la classifica delle città italiane più green nel rapporto annuale sull'ecosistema urbano e Catania maglia nera in Italia in posizione 106esima. I criteri per stilare la classifica sono 6: aria, acqua, rifiuti, mobilità, ambiente urbano. Penultimo, lo scorso anno il capoluogo si conferma per Legambiente molto lontano da livelli sufficienti di vivibilità ambientale. La peggiore in assoluto per i consumi idrici con 290 litri per abitanti al giorno e contemporaneamente disperde quasi il 63% dell'acqua immessa in rete. Tra le città siciliane la migliore è Enna al 43esimo posto, malissimo anche Palermo al 102esimo posto. E adesso ci occupiamo di una vicenda alquanto singolare, perché vita difficile per la vita da parroco. Pensate a Giarratana. Padre Mallemi chiede di essere trasferito e saluta i fedeli. Per lui è difficile mettere d'accordo i comitati delle 2 feste padronali. Sentiamo Roberta Lunghi. Giarratana, uno dei più piccoli centri del Ragusano, solo 3.000 abitanti e ben 2 chiese sotto una parrocchia, 2 feste padronali, San Bartolomeo e Madonna della Neve, 2 comitati organizzativi e 2 differenti ambizioni a chi organizza la più bella. A farne le spese in un disaccordo di anime e di fedeli che non si ritrovano in un unico statuto voluto dal parroco per creare regole chiare e trasparenti, questa volta è padre Francesco Mallemi, che avvilito si è arreso di fronte ai malumori rispetto alla stesura dello statuto. In una lettera accorata ai fedeli dopo la messa dichiara infatti il suo intento di lasciare dopo essersi confrontato con il vescovo. Regole uniche e trasparenza non erano dunque piaciuti ai presidenti dei comitati di festeggiamento, tanto da arrivare a dimettersi. La stanchezza per la situazione ingestibile che dura da 2 anni ha vinto su padre Mallemi. Insieme al vescovo ha inoltre deciso di revocare il nuovo statuto dei comitati parrocchiali, che non ha portato ai risultati sperati. La sua ultima messa sarà il 3 novembre. Padre Mallemi, con tono pacato, ha chiesto scusa ai fedeli per eventuali errori commessi e in questa fuga si unisce ai suoi predecessori, stranamente con una permanenza media di 3-4 anni a Giarratana. Il più resistente, padre Giaquinta, 7 anni, poi padre Ravalli 4, padre Bicchieri 2 e padre Mariuz 6. Dai comitati ci si prepara così a ricevere un amministratore, prima di dare il benvenuto al nuovo parroco. Una breve pausa e poi vi racconteremo di un premio speciale assegnato ad un atleta disabile campione mondiale di canottaggio. A Catania ha consegnato un premio speciale a Carmelo Barcella, campione disabile, detentore del record mondiale di canottaggio sui 2000 metri. Desiree Ferlito. Un premio speciale al campione catanese Carmelo Barcella per i suoi risultati sportivi, consegnato stamane al MAS, dove oltre al riconoscimento per il record mondiale di categoria canottaggio sui 2000 metri ha ricevuto un simulatore meccanico, importantissimo strumento per i suoi allenamenti e che consentirà all'atleta di proseguire nell'importante striscia di record mondiali. Carmelo è un campione nella vita, la sua è la storia di un combattente che ha deciso di non mollare. A 15 anni, quando era già un pallanuotista di Serie A, Carmelo, investito da una macchina, rimane paralizzato per la vita in giù. Per i medici si trattava di coma irreversibile e invece da lì lo sport è stato il motore della sua vita, si cimenta in moltissime discipline, fino al canottaggio. Carmelo incomincia la sua avventura nel tricolore nella categoria PR1, stabilendo il nuovo record italiano e bissando l'oro nella misura olimpica dei 2000 metri, con il tempo di 15 minuti e 22 secondi, che oltre a essere il nuovo record italiano è anche il nuovo record mondiale. Carmelo, orgoglio catanese, è un vincente grazie alla costanza e al sacrificio. E da vincente cita De Coubertin: non mi interessa ciò che dice, io partecipo solo per vincere.
Studenti a dialogo oggi con Edoardo Leo, l'attore e regista all'Università di Catania, per parlare del suo ultimo film che rilegge la tragedia di Otello ambientandola nei primi anni 2000. Gelosia, tradimenti, il bene che incontra il male. Argomenti di estrema attualità che coinvolgono molto i giovani. Eva Spampinato. Da quando ho iniziato questo tour, cioè venerdì scorso, ne hanno uccise 4. Ed è un problema che ci riguarda tutti. Un dramma, quello della gelosia, dei rapporti malati che sfociano nei femminicidi, estremamente attuale, che si legge nelle cronache quotidiane e di cui Edoardo Leo, amatissimo attore e regista romano, parla nel suo ultimo film Non sono quello che sono, dal 14 novembre al cinema. Difenditi dalla gelosia, è un mostro con gli occhi verdi che sputa su quello che mangia. I classici rileggono il presente, altrimenti non lo sarebbero. L'Otello, in questa versione che ho tradotto direttamente in maniera integrale dall'inglese al dialetto romano e napoletano, rilegge in maniera lucida e incredibilmente precisa le dinamiche tossiche che portano un rapporto di coppia, una relazione normale a precipitare nel vortice di una gelosia malata che porta ai drammi che stiamo vedendo quotidianamente sui giornali. Leo è in tour nelle principali università italiane per parlare dell'argomento direttamente con i giovani, affiancato da docenti e psicologi, e oggi ha incontrato gli studenti dei Benedettini di Catania. Abbiamo assistito non solo all'interesse nei confronti di Non sono quello che sono, del mio film, ma a vere e proprie ragazze che si sono alzate in piedi e hanno confessato di aver ricevuto molestie, ragazze che in lacrime ci hanno consegnato ricordi terribili della loro adolescenza, una specie di confessione collettiva. Il film, ambientato nei primi anni 2000, è una storia senza tempo in cui il bene e il male si mescolano in un vortice di inganni, tradimenti e folle gelosia. Edoardo Leo, per calarsi nei panni di Iago, è dovuto ingrassare 20 kg. Anche la dieta successiva per ritornare è stata molto faticosa. Breve pausa e poi il calcio con la prima sconfitta al Massimino per il Catania. Prima sconfitta al Massimino per il Catania, ma la caduta con il Latina è dolorosa. I rossazzurri perdono 1-0 giovedì, turno infrasettimanale a Torre del Greco. Marco Carli. Poca produzione offensiva, reazione per nulla incisiva dopo il gol subito e l'errore di Di Gennaro che ha portato alla rete del Latina di Ercolano sufficiente per sbancare il Massimino. Così il Catania vede materializzarsi le preoccupazioni del suo allenatore prima dell'incontro con i laziali, reduci da 4 sconfitte consecutive e con Boscaglia giunto al capezzale. E va detto che il tecnico siciliano riesce nell'intento con una partita corta in cui limita il Catania che non trova mai il bandolo della matassa. Qualche occasione soprattutto con D'Andrea nel primo tempo, poi in avvio di ripresa forse il momento migliore dei rossazzurri, ma la rete di Ercolano, propiziata dal pasticcio di Di Gennaro, è una doccia ghiacciata da cui il Catania stenta a riprendersi. Secondo Toscano servirà da insegnamento. Queste partite ti devono servire perché o vinci o impari. Se c'è da soffrire si soffre, quando c'è da far male c'è da far male e quindi da questo punto di vista secondo me dobbiamo lavorare e crescere, ma come abbiamo fatto nelle altre settimane resettiamo sia le vittorie che le sconfitte, ci arrotoliamo le maniche e ci rimettiamo di nuovo a lavorare. Guglielmotti, sulla stessa linea del tecnico, guarda al futuro che si chiama Torre del Greco, giovedì nel turno infrasettimanale, in attesa del derby col Messina di domenica. L'insegnamento che abbiamo preso oggi cercheremo di tramutarlo in prestazione migliore giovedì e successivamente nelle partite seguenti. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto e buona serata.